Uè, noi dobbiamo sapere quando mettere la formazione, tra le cose meno importanti. Però dovete farci... Mi immolo io. Nel momento in cui io registro un video e comincio a registrare, appena lo posto, ci daranno sicuramente la soluzione finale in un caos totale, che è solo l'ultimo esempio di un calcio che ha lo sbando e che andrebbe completamente rifondato. Cominciamo! Del darvi il benvenuto su questo canale. Io sono Valerio Fluido, qualcuno che potrebbe essere nuovo, benvenuto. Chi invece è qualcuno della vecchia guardia della community, bentornati. E vi posso annunciare una sorpresa domani. Faccio verso la fine del video, vi do uno spoiler, vi do un indizio. Però dobbiamo parlare di questa storia del calcio italiano perché non se ne può più. E ho letto un messaggio, un commento su un video di Pedollà di un utente che adesso vi faccio vedere, che fa una somma, ma io ci aggiungo anche altre cose. Ovviamente, prima di fare tutto questo, le notizie di cui siamo a disposizione in questo momento, di cui siamo in possesso, ci parlano di attesa del ricorso del TAR, cioè il TAR ci deve dire se accetta o meno quella che è la proposta della Serie A di giocare di domenica alle 12:30. Parliamo sempre, ovviamente, se non vivete sotto a una pietra, sapete di cosa stiamo parlando. Insomma, tutte queste partite delle squadre impegnate per andare in Champions League devono essere giocate in contemporanea, però esistono altri sport. Esiste il tennis, tra l'altro una finale degli internazionali che era stata programmata 2 anni prima, e per questione di ordine pubblico non si può giocare anche il calcio, specialmente un derby, ma penso in generale nessuna partita in contemporanea con questo evento. Quindi io credo che l'unica soluzione sia quella di giocare di lunedì alle 20:45 probabilmente tutte queste partite. Quindi la prima partita che potremo vedere, sempre parlando del cantafalcio, insomma ci interessa, qualcuno si sta giocando delle cose, oltre ovviamente a tutti i tifosi. Adesso ne parliamo con calma, perché se uno si organizza una trasferta, ma nessuno poi sta parlando anche della preparazione delle partite. Tu devi organizzare la rifinitura, gli allenamenti, devi andare più forte o devi andare più piano a seconda di quando si gioca, di che giorno si gioca, di che orario si gioca. La facciamo facile? Non è facile. Quindi la prima partita dovrebbe essere, a meno di cambiamenti, poi me li dite voi nei commenti se arrivano novità, dovrebbe essere Inter-Verona alle 9 di New York. Abbiate pazienza, alle 3. Uno scavetto, siamo più precisi, perché anche le app non ci stanno capendo niente. Cioè, questo è quello che loro credono, le app credono che succederà, ma non avverrà, ovvero partita alle 6:30 del mattino per quanto mi riguarda, cioè alle 12:30, Como Parma, Pisa-Napoli, Roma-Lazio, Genoa-Milano, Juventus-Fiorentina. Quindi la prima partita che non dovrebbe essere spostata è Inter-Verona alle 15. Poi si può fare Atalanta-Bologna, perché Atalanta-Bologna tra loro si stanno giocando un posto in Conference League, perché avendo vinto l'Inter la Lazio non può reclamare il posto in Europa League, di conseguenza il Como blinda il posto in Europa e il settimo adesso è valido per la Conference. Quindi Atalanta e Bologna se la giocano per la Conference alle 18, e poi ci sono le squadre che devono salvarsi, e cioè il Cagliari, la Cremonese e il Lecce. Quindi il giorno dopo possiamo ipotizzare, sempre un fatto di diritti TV, perché non vogliono, perdono probabilmente degli accordi che avevano con le televisioni, con DAZN, con Sky, eccetera eccetera, e si deve spostare, e si sposta a lunedì, probabilmente di lunedì sera, anche perché è lavorativo, c'è gente che vive al di là del calcio, ce lo dovremmo ricordare. E io ho detto grazie perfetto, ma si poteva dire anche grazie prefetto, perché gli amici del gruppo Telegram mi hanno dato una mano a ricostruire il tutto. Addirittura qualcuno aveva ipotizzato di spostare gli internazionali, ma veramente abbiamo questa presunzione che il calcio è più importante di tutto? Io ho la sensazione che lunedì vengo, domenica non vengo, a mezzogiorno e mezzo c'hanno l'ora. Questa è la mia sensazione. Specialmente in questo periodo dove il calcio italiano è allo sfascio, è il picco il punto più basso del calcio italiano forse della sua storia. Hanno anche detto no, ma noi non avevamo pensato che forse la Lazio, perché avrebbero potuto poi anticipare se non ci fosse stata la finale di Coppa Italia. Signori, quando si fanno i calendari tutte queste piccole possibilità le devi tenere presenti. Che significa? Questa poi è la chiave. Noi siamo stati, il tennis si è spostato per più di 25 anni e la Serie A
è proprietaria dei diritti, può sistemare il calendario come vuole. Noi non siamo proprietari dei diritti, facciamo parte di un circuito internazionale, quindi non è che puoi spostare il tennis. Un deficiente, ha detto, defici imbecilli. Resta anche il problema che di sera è più pericoloso. Il problema è anche un altro ed sta alla fonte. Non è pensabile che tu ogni volta che c'è un evento c'hai la paura del pericolo pubblico perché si mette in difficoltà. Cioè si dovrebbe fare un discorso a priori dove o hai un popolo che non crea problematiche quando c'è un evento sportivo, che è difficile, che dovresti poi intervenire a livello di cultura, proprio di educazione da quando si è piccoli, oppure sei in grado di gestirle. Voi non so se avete idea di cosa succederà a New York con i mondiali. Secondo voi si fermano tutti gli altri eventi? No, in qualche modo si farà, ed è anche una città molto più complicata per altri pericoli che ogni tanto vengono fuori, quindi dobbiamo veramente fare una crescita importante, rispostandoci, perché il like potrebbe essere una soluzione a tutti i problemi. Perché io vi dico che è il periodo peggiore in assoluto per il calcio italiano? Questo è quel commento che vi dicevo, no? Palloni rossi, il famoso pallone arancione, quell'altra idea geniale che scompariva a causa green screen contro il verde, una roba incredibile. La partita a Perth, lo scempio della Supercoppa in Arabia, la sconfitta con la Bosnia, il caos arbitri, adesso le polemiche sugli orari delle partite. Dopo tutti questi pasticci all'italiana siamo ancora dietro a questi personaggi che oggettivamente non sono in grado di gestire il calcio in Italia. Spero che a fine stagione si arrivi davvero a una piazza pulita, che sicuramente non arriverà. E questo è un esempio, è un commento che fa una summa corretta, secondo me, di tutto quello che sta succedendo. Aggiungo, perché questo è il problema, insomma, dell'Italia a livello sportivo, no? La terza esclusione del mondiale contro la Bosnia, crisi del ranking UEFA, perché il calcio italiano ha vissuto una crisi tecnica, posizionando quinta nel ranking UEFA e con le squadre eliminate prematuramente nelle coppe europee, Champions, Europa League e Conference. Mamma mia. Però non dobbiamo dimenticare un'altra cosa, perché quando poi si parla del caos arbitri, io non sto sentendo più questa storia qua. Il famoso Donofrio, che nel 2024 condannato a 5 anni e 8 mesi di carcere per la sua partecipazione a un maxi traffico di droga, e nonostante fosse già agli arresti domiciliari era stato nominato a capo della procura arbitrale, l'organo che dovrebbe indagare sulle violazioni disciplinari degli arbitri. Mettiamo la mano sul fuoco che non ci può essere malafede, ma state scherzando? Cioè, dove mettiamola a capo della procura uno che è indagato per traffico? Va benissimo, questa qua ce la ricordiamo perché andava anche oltre il calcio, ma più recentemente se ne è parlato pochissimo di questa cosa qua, che a gennaio 2026 il Tribunale Federale Nazionale della FICC ha sanzionato Zappi con 13 mesi di inibizione, accogliendo la richiesta della Procura Federale nell'ambito di un procedimento relativo alle nomine dei responsabili di Can C e Can D. Secondo la contestazione, Zappi avrebbe indotto gli ex responsabili delle due commissioni, Ciampi e Pizzi, a rassegnare le dimissioni dai rispettivi incarichi. Questo era il presidente degli arbitri, praticamente. Signore, ragazzi e ragazze, primo indizio. E poi il secondo indizio, che è questo qua: durata media degli allenatori nei top 5 campionati europei. In Serie A un allenatore dura mediamente 11 mesi, nella Liga 17, Bundesliga 23, Liga 29, Premier League 28. Cosa significa questo? Questo è un indizio per domani. Significa che non crediamo mai in un progetto. Mettiamo uno a capo di una squadra, se le cose cominciano a traballare e non ci convincono, subito lo facciamo fuori, non diamo mai il tempo a un allenatore, a un direttore sportivo, a un progetto tecnico di svilupparsi, non diamo la possibilità anche di sbagliare, si cambia tutto e si ricomincia sempre da capo, sempre anno zero, e quindi non cresce mai, tutto il movimento non cresce mai, e anche nelle nelle singole realtà non si può crescere, perché subito questo viene dai vertici, no, delle squadre, viene cavalcato poi dal giornalismo e viene in ultimo avallato da dei tifosi che diventano sempre più sclerotici e che a ogni sconfitta out, allenatore out immediatamente, non è buono, non serve a niente, giocatori inutili, allenatori dannosi, e non si dà. Mentre invece se guardi un attimo all'estero, le prime esperienze di Arteta, male, lo lasci là e adesso si sta giocando la possibilità di vincere sia Premier
perché Champions League. Si può fare l'esempio di Klopp, se ne possono fare tantissimi di esempi che all'inizio non andava benissimo, ma ci hai creduto, gli hai dato il tempo e poi i risultati arrivano. Questo per quanto riguarda i risultati sportivi. Quindi io sono pronto a chiudere il video con quest'ultimo screenshot, che queste sono le parole di Sarri. D'Italia. Sembra quasi che sai, poco. Allora, a fine partita, insomma, dopo la sconfitta in finale, che dice: fossi il presidente non porterei la squadra, mettendo un attimo in stand-by i temi della partita. La sensazione è che lunedì vengo, domenica alle 12:30 non vengo, a quell'ora giocano loro, spiega. Il casino viene da una serie di errori fatti dalla Lega, il prefetto è stato chiaro, speriamo che sia quella la data. Se fossi il presidente non presenterei neanche la squadra, prendiamo un punto di penalizzazione. Ci sono 5 squadre che giocano alla Champions, che valutando e si gioca alle 12:30, questo non è calcio. Il che è corretto. Ovviamente Sarri ha una storia di lamentele, così come gli altri allenatori che si lamentano, Conte, Mazzarri, altri esempi che ci sono di allenatori che trovano sempre un alibi, che trovano sempre una scusa per poi giustificare quelli che non sono i risultati che uno dovrebbe avere. È stato anche durante la conferenza della Coppa Italia, Sarri si voleva alzare perché doveva andare a fumare. Insomma, il futuro sta andando in un'altra direzione. Mentre in Italia credo che siamo molto ancora legati a certi atteggiamenti che sguazzano poi in quella che è una disorganizzazione generale e un sistema calcio che è semplicemente lo specchio di un sistema societario, perché quello è sempre così, il calcio è lo specchio del paese. Solo perché è arrivato a fine video io ho fatto un controllo e non lo scriverò da nessuna parte, solo per quelli che si guardano tutto il video potete atteggiarvi nei commenti. Ho visto tutto il video, quindi so uno spiffero, un'altra sorpresa. Neres si sta allenando in gruppo e prova a prendersi una convocazione contro il Pisa, e noi tra domani e dopodomani cercheremo di fare, non si sa quando si gioca, ma noi la partita col Pisa la dobbiamo. Sono quasi tentato di non analizzarla proprio, perché il Pisa lo devi battere e basta, senza nessun tipo di analisi, ma non funziona così il calcio. Non è che tu il Pisa è scarso, quindi automaticamente parti da 1-0. Non è così, ci devi arrivare e dobbiamo capire come. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio, che bellezza! Come Monaco, life is life, e tu non ti arrendi, sospendi e riprendi,